Amici sportisti, siamo tornati qui sul campo di Acquagranda di Livigno, giorno 12, doppia cifra ampiamente superata. Non è stata invece superata la doppia cifra per quanto riguarda l'amichevole di ieri, come aveva pronosticato qualche tifoso, perché ricordiamo è finita 0-1 per la squadra avversaria, una squadra svizzera, il Rapperswil. Sì, diciamo che l'1-0 rimediato ieri non è stato ben incassato dalla ben poca digerito, ben oserei dire, dato digerito. l'orario di pranzo. Sì, soprattutto dalla scarsa tifoseria che c'era, un piccolo numero ma comunque appassionata, e ci teneva a fare bella figura con il Palermo. Purtroppo questo non è stato, ma io direi di voltare pagina, di guardare avanti a quello che oggi ha fatto la squadra e di quello che dovrà fare e soprattutto di quello che dovrà arrivare, perché penso che molto passi dal mercato in entrata e in uscita. Assolutamente sì, la squadra è tornata in campo subito stamattina, come non accade di solito, perché in genere dopo gli amichevoli si concede una mezza giornata di pausa alla squadra. Non è stato così, possiamo definirla tra grandissime virgolette una seduta di allenamento punitiva, perché appunto non è stato concesso il riposo ai rosanero, e c'è da dire però che in campo si sono recati i giocatori che hanno giocato molto poco nel secondo tempo, tra cui anche Peda, e quelli che non hanno giocato del tutto. In palestra invece il resto della squadra, i titolari, che hanno quindi fatto una seduta più defaticante. Sì, oggi poca palla e tanta corsa, molti lavori atletici, quindi diciamo che è un giorno di recupero per chi non ha giocato e soprattutto per chi sta cercando di trovare la migliore condizione. Mi riferisco soprattutto ai nuovi acquisti, quindi Nicolau, Henry. Oggi non si è visto completamente Gomis, ma si è vista invece una grandissima e bella notizia: Deplanche è di nuovo col gruppo. Assolutamente sì, Deplanche è tornato in gruppo, lo aspettavamo da tempo, sapevamo che c'è ancora qualche strascico per l'infortunio maturato nella fine della scorsa stagione, quando è stato costretto a essere sostituito da Piacelli, che qualche ora fa ha salutato il pubblico di Palermo alla volta di Catanzaro, e quindi quello che si preannuncia essere il portiere titolare del Palermo è tornato per la prima volta a scendere in campo con i compagni di quest'anno. L'abbiamo visto per la prima volta in questo ritiro con i guantoni, cosa fondamentale per un portiere. Sarà bello vedere come il tecnico Dionisi gestirà il dualismo tra Deplanche, dualismo sano chiaramente, tra Deplanche e Gomis. Entrambi si giocheranno il posto. Dalla sua, per quanto riguarda l'estremo difensore cresciuto nel settore giovanile del Milan, c'ha l'età e quindi la prospettiva che il Palermo possa vedere in lui un'opportunità non solo per il presente ma soprattutto per il futuro, con un occhio rivolto anche alla Serie A, perché è chiaro che Deplanche, oltre ad essere il portiere del Palermo fino all'anno scorso quasi per tutto l'anno di riserva, è anche il portiere della nazionale Under 21, quindi oltre ad esserci un motivo ben noto per il quale il giocatore è sempre presente con la nazionale Under 21 e soprattutto che scende in campo, penso anche che il ragazzo abbia delle grosse qualità e delle grosse chance di diventare anche il titolare di questo Palermo. Assolutamente sì, ne abbiamo parlato anche lo scorso anno più volte sul dualismo, quello che allora era il dualismo Piacelli e Deplanche. Adesso è cambiato il volto del compagno di squadra, di reparto di Deplanche, però ecco, la solfa non sembra essere cambiata. È un nodo che probabilmente verrà sciolto all'inizio del campionato, perché anche per quanto riguarda la Coppa Italia la prima uscita stagionale del Palermo c'è da discutere, perché spesso si affida la porta in occasione delle coppe terze al secondo portiere. È da capire Dionisi in questo senso come si muoverà. Probabilmente un segnale di questo arriverà proprio a Parma. Non è scontato il fatto che si scelga il secondo portiere, perché è un'opzione che si giocano più le grandi squadre, sono più propense a giocarsi il secondo portiere nelle Ma noi dobbiamo gare di essere Coppa. una grande squadra, Anthony. Però ad oggi il Palermo non è una big italiana, è una big di Serie B, quindi è possibile che Dionisi scelga il portiere che ritiene più pronto, a prescindere da una gerarchia che io mi sento di pronosticare che non penso che esisterà mai. Credo che il tecnico valuterà di settimana in settimana il portiere più pronto tra i due, perché c'è un grande distacco di età e quindi si dovrà scegliere sempre tra chi è più pronto oltre a chi è più esperto, perché se si va sulla seconda opzione vince sempre Gomis, perché la data di nascita non si può cambiare.
però se De Place dimostra di stare meglio e di essere più idoneo a quello che chiede il mister anche con i piedi, è possibile che vinca scavalchi nelle gerarchie un portiere preparato e pronto come Comisso, che anche ieri ha fatto la sua onesta partita contro un avversario che l'ha chiamato in causa a più riprese, non ha dovuto fare chissà quali miracoli, però dico, si è fatto trovare pronto il portiere senegalese. Assolutamente sì, tra l'altro sappiamo, abbiamo studiato un profilo, abbiamo studiato la sua carriera, sappiamo che in passato ha anche fatto il secondo, quindi è chiaro che il Palermo non abbia selezionato, De Santis in particolare non abbia selezionato un profilo, che passatemi il termine, una prima donna che vuole a tutti i costi scendere in campo da titolare, proprio perché appunto al suo fianco c'è De Planche, su cui il Palermo ha puntato già dallo scorso anno. Tra l'altro lo scorso anno tra colleghi abbiamo spesso discusso sulla scelta di De Planche di venire a Palermo. Sappiamo che c'è il City Group, sappiamo che è una piazza allettante, però ecco, a 21 anni, facendo parte della nazionale, non è una scelta così scontata quella di venire a fare inizialmente la riserva con un'ottica futura da titolare a Palermo. No, ma infatti è stata una grande scommessa da parte del calciatore e di chi lo gestisce, perché comunque si poteva scegliere qualsiasi altra piazza, secondo me, in Serie B, perché non credo che il Palermo sia stato l'unico a volergli offrire le chiavi della porta, o in parte le chiavi della porta, quindi è chiaro che il giocatore ha scommesso su questo club gran parte della sua giovane età, perché se lui non accumula minuti adesso rischia di perdersi anche una chance futura in nazionale maggiore, perché tra poco i termini per stare in Under 23 scadono, quindi si tratta di una manciata di stagioni, poi non potrà più essere parte di quel gruppo e lui sarà solamente valutato in ottica nazionale maggiore, quindi ha bisogno di giocare e ha bisogno di scalare le categorie, quindi quest'anno per me è fondamentale per il buon portiere De Planche. Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo, è un punto di svolta per la sua carriera e sono curiosa anche di sapere se di qua alla fine del ritiro il Palermo deciderà di portarlo in conferenza stampa o anche di fare rilasciare delle interviste proprio per sapere come la pensa su tutti questi aspetti. Sì, assolutamente, diciamo che il tecnico Dionisi e il difensore Lucioni, che oggi ha parlato in conferenza stampa, tra ieri e oggi hanno detto un po' di cose, c'è da capire semplicemente quante sono dette in situazioni di circostanza e quante sono pensate realmente. Io ho preso per buone, invece molto per buone, le parole di Dionisi quando ha detto questa non è una rosa completa, valutate bene chi c'era in campo. Io l'ho colto bene il messaggio, perché lui l'ha voluto far capire, nel senso, questi sono, la maggior parte dei giocatori che ieri hanno giocato non hanno la testa al Palermo, sono sulla lista dei partenti, quindi è chiaro che non si può aspettare da loro una grande prestazione. Nessuno mette in dubbio che quei calciatori scesi in campo ieri, quindi i Fella, i Bro, i Damiani, i Corona eccetera, sono superiori a quelli di terza divisione svizzera, però allo stesso tempo le motivazioni ieri secondo me hanno giocato una carta importante, oltre al fatto della questione atletica che la squadra svizzera, sappiamo bene, è avanti. Assolutamente sì. Prima di andare ai commenti andiamo a parlare di un altro giocatore che è ritornato in campo, ovvero Filippo Ranocchia. Una buona notizia, perché la sua assenza ieri si è sentita ampiamente e quindi speriamo, sembra che il problemino di cui ha parlato Dionisi nelle scorse ore, di cui non ci sono stati dati dettagli di nessuna sorta, sia passato. Sì, Ranocchia l'abbiamo rivisto in campo, quindi per lui possiamo dire che ha saltato un amichevole e un allenamento. Niente di grave evidentemente, e di questo siamo più che contenti. Forse il Palermo ha deciso semplicemente in maniera del tutto precauzionale di tenerlo fuori per un allenamento e per una partita che comunque conta quello che conta. Adesso l'abbiamo rivisto in gruppo, speriamo di continuarlo a rivedere, perché parliamo del nostro numero 10, quindi tanti gol e tanti assist e tanta qualità passano dai suoi piedi per quanto riguarda la zona nevralgica. Bello parlare del numero 10, è un po' strano secondo me, perché non ci siamo abituati noi a questi numeri 10. Sì, vabbè, perché così. Di Mariano non è mai stato un 10 puro, senza nulla togliere al buon Checco, tra virgolette stiamo parlando di caratteristiche in questo senso. Poi comunque lui è il palermitano doc di questa rosa e ci stava in maniera rappresentativa che lui indossasse la numero 10, anche se per caratteristiche e azzardo anche ruolo non è proprio quello più adatto, infatti l'ha ceduta a uno che secondo me invece gli si addice parecchio la numero 10. Tra l'altro Di Mariano è un giocatore verace, un giocatore di rappresentanza, però come posso dire, di cuore più che di facciata. Pochi allenatori fanno a meno di lui quando è disponibile, perché suda sempre la maglia al 100%, la sente sua, è chiaro, la squadra per cui vive secondo me, perché Palermo per un palermitano
ed esserne protagonista è tutto, quindi mi metto anche nei suoi panni e come non poterlo capire quando dà tutto e tutto per la maglia, quindi penso che i tifosi lo apprezzeranno sempre. Assolutamente sì, io penso che sia uno dei pochi giocatori a cui da questo punto di vista non si può veramente dire nulla. Il Palermo di partite lo scorso anno ne ha perse, ne ha giocate male, però ecco, la forza di volontà, la corsa, la spinta di Di Mariano mi sento di dire che non è mai mancata, al di là di quelle che sono le doti tattiche e tecniche. Sì, magari in qualità ci sono giocatori avanti a lui, per esempio Insigne Di Francesco, però l'abnegazione che mette Francesco Di Mariano l'hanno in pochi in questa rosa, forse anzi lui in questi termini è unico. Andiamo a leggere qualche commento, ci chiedono di Pierozzi ancora una volta. Una notizia che possiamo sicuramente dare è che Pierozzi non è arrivato al ritiro di Livigno qui in Lombardia, come era uscito qualche rumors in merito al fatto prima che avesse svolto le visite mediche nelle scorse ore e poi al fatto che sarebbe arrivato al ritiro di Livigno e si sarebbe unito ai compagni in queste ore. Non abbiamo notizie in merito a questo, non è arrivato, non è stato avvistato, e anche relativamente alle visite mediche c'è stata una smentita, per cui al momento Pierozzi non è sicuramente un giocatore del Palermo, né in senso formale né in senso informale. No, Pierozzi ancora non è nulla con il Palermo, c'è solamente un accordo in linea di massima di praticamente ormai 10 giorni fa, perché quando noi arrivavamo in ritiro usciva la notizia di Pierozzi sui canali di Gianluca Di Marzio e quindi tra virgolette siamo ancora in attesa. È il primo nome uscito e forse sarà l'ultimo ad arrivare. Ci auguriamo di vederlo in questo ritiro di Livigno che sta per finire, chiuderà ufficialmente i battenti il giorno 21, abbiamo tempo fino a quel giorno di aspettare il terzino di proprietà della Fiorentina. Probabilmente noi non lo vedremo. No, a questo punto penso che sia difficile, però mai dire mai. Poi c'è il pomeriggio di oggi e ci sono 2 giorni pieni per aspettarlo, quindi io non mi demoralizzo. Non c'è poi tanta strada comunque. No, infatti diciamo che comunque dovrebbe farsi qualche ora di macchina o di pullman, non so se deciderà di prendere l'aereo, ma questi sono dettagli. Noi aspettiamo il calciatore che dovrà venire a fare il terzino e lottare per un posto con un altro bello tosto. Assolutamente sì, a parte i discorsi relativi al traffico e eventuali intoppi, la sensazione è che comunque a livello burocratico ci sia stato qualche problema che ha ostacolato la trattativa, però al momento non sembra essere un'interruzione totale, quindi vedremo nei prossimi giorni. Invece Gianluca ci chiede: ma per caso non ci sono più trattative? Per caso con la C maiuscola, non con la C minuscola? Insigne non vi convince per niente. Allora, io Insigne lo vedo tra i più performanti in questo ritiro, perché Dionisi lo sta facendo lavorare molto dentro al campo e questa cosa mi piace, perché secondo me gli si addice. Lui con i piedi sulla linea l'anno scorso ha fatto veramente poco, sicuramente ci ha messo del suo in termini di impegno, in termini di stato fisico, però allo stesso tempo io penso che quando un giocatore viene coinvolto nella tre quarti, quando deve venire a lavorare sia con l'altro esterno sia con l'altra punta, il dialogo con i centrocampisti, la sovrapposizione all'esterno che offrono opportunità, secondo me Insigne ha tutte queste doti dove può imbucare, può calciare da fuori, può crearti il dribbling che ti crea la superiorità numerica, può fare tante cose dentro il rettangolo verde, quindi io non vedo Insigne come un peso ma come un'opportunità di rilancio. Se dovesse essere il miglior Insigne, perché quello che si è visto l'anno scorso non era sicuramente il miglior Insigne. Poi c'è Di Francesco dall'altra parte, che possiamo farne praticamente un discorso quasi simile. Forse Di Francesco in termini di presenza sul campo e di incisività ha dato qualcosina in più, ma io mi aspetto la doppia cifra da entrambi, per gol, assist, come loro la vogliono trovare la trovano, ma incisività, perché si parla di giocatori pagati e importanti. Assolutamente sì. Sergio invece ci fa notare che a livello di terzino e trequartista, insomma, stelle che brillano mancano da un po' di tempo, e cita in particolare Balzaretti e Zauli. Sì, questi diciamo che sono giocatori di altri tempi ormai per questo Palermo, ma voltiamo pagina. Il City Football Group vuole dare un'immagine ancora più grande di quella che è stato il Palermo del compianto Maurizio Zamparini. Questo è una nuova società, un nuovo club. Si respira aria secondo me di grandezza, ma ci vuole tempo per costruire cose belle e ci vuole tanto sudore, e questa società e questo club secondo me stanno dimostrando di voler sudare per il Palermo e per i suoi tifosi, che chiaramente si dimostrano a tratti impazienti quando manca qualche risultato o qualche campionato va male. Io sono d'accordo con Sergio in merito al fatto che questi due ruoli siano quelli secondo me cruciali per dare la spinta a quello che sarà il Palermo di Dionisi, perché appunto il terzino, mi riferisco in particolare a Diakité,
da spinta, da corsa, e da lì che parte la manovra offensiva in un modulo come il 4-3-3, quindi secondo me Diakité è all'altezza di ricoprire questo ruolo, però ecco, il Diakité che è arrivato quando è arrivato poi si è un po' perso. Io penso che si sia perso un po' il Palermo, non hai ragione su questo. Quindi diamo tempo e modo a questi ragazzi di dimostrare le loro qualità, perché ce le hanno, quasi tutti, non mi aspetto un rendimento basso da parte di qualcuno in particolare, semplicemente invece io mi preoccuperei di più sulla fascia sinistra, perché Lund non è tornato e non c'è nessun altro, quindi qualcuno secondo me lì deve arrivare a prescindere dal ritorno di Lund, perché Lund prima o poi arriverà, non sappiamo quando. Aurelio è andato via, quindi Buttaro non può fare il terzino sinistra a vita, ammesso che Buttaro rimanga in rosa. Tra l'altro è un problema che anche lo scorso anno il Palermo aveva in quella zona lì, quindi ci si chiede perché comunque il Palermo non ci abbia pensato un po' per tempo. Diciamo che l'anno scorso il problema più grande era la fase difensiva di questi due, mi riferisco soprattutto ad Aurelio e Lund, che a livello di garanzie difensive davano veramente poco. Poi Mignani ha cercato di mettere una toppa in questo senso giocando a 3 dietro e quindi a 5, e forse lì il Palermo un po' di equilibrio in più l'ha ritrovato, ma parliamo sempre di dettagli che alla fine non hanno portato a nulla. Io credo che Lund sia una buonissima alternativa da giocarsi nel secondo tempo quando le difese sono stanche e lui può mettere un po' il gas che serve, però in fase difensiva il calciatore statunitense è molto lacunoso, quindi mi aspetto di vedere un calciatore di spessore sulla corsia sinistra, pari o superiore a Diakité / Pierozzi qualora arrivi. Hai scatenato un dibattito su Insigne nei commenti, te lo anticipo. Sono contento, è importante questo. Angelo è d'accordo con te, scrive: complimenti su Insigne, condivido al 100%, ha letture che pochi hanno. Giuseppe invece dice: Insigne secondo me non ha queste letture e è dell'idea che debba essere. Io penso che una cosa mostrato sul campo, su questa categoria, in pochi sono come lui, perché il Palermo non l'ha cercato perché sapeva che lui poteva essere l'esterno migliore, quindi se è stato scelto uno come lui è perché ha vinto campionati, ha deciso partite in Serie A, con B, in equilibrio, può spostare equilibri, quindi gli sposti sanno perché c'è tanta attenzione. Anche per me di gennaio, non da vicino, però no, è sempre un'opportunità per cambiare, esatto. Ma io riesco a vedere il mercato di gennaio da fuori, come dire, godiamoci lo spettacolo delle altre, noi stiamo bene così. Questo è per ogni società, fare le cose bene a luglio e trovarsi a gennaio nelle condizioni di fare che si mattina. Invece noi l'anno scorso abbiamo dovuto investire perché mancavano delle mancanze sulla destra. Matteo non a campo mancava uno chiaro, i giocatori non hanno preso come ci si aspettava. Adesso è possibile che lo scozzese vada a fare la fatto, perché ricordiamo sempre che sono arrivato a terra, però Palermo non ha dato. Mi vedete voi non lo vedete, noi sì, anzi non più perché il direttore sia aperto, noi non vediamo più un ombrello tanto targato Palermo direttamente. Io direi di fare un aggiornamento su me, con un grigio assoluto, c'è un sole che ci cala particolarmente, Livigno ci sono dal punto di vista delle temperature e del meteo. La verità, tra l'altro si sono spostati tanto per utilizzare tariffe ai nostri allenatori in merito alla questione Insigne, che i contro Insigne superano i pro Insigne. Scrive: Insigne ha una buona lettura dalla panchina, è il posto che gli spetta, sempre inconcludente e confuso con la palla. E a tal proposito io voglio dire una cosa: noi quando l'anno scorso abbiamo visto il ritiro a Ronzone Insigne per la prima volta siamo rimasti letteralmente sconvolti, nel senso che la capacità di gestire il pallone, di palleggiare, le capacità tecniche in generale di Roberto Insigne
erano veramente la Serie A. Noi credevamo che a quel punto fosse arrivato un giocatore rubato alla Serie A. Sì, possiamo dire così perché comunque lui l'abbiamo preso dal Frosinone che era appena stato neopromosso, se era stato confermato Caso non capisco perché non poteva essere confermato Insigne, quindi tra virgolette noi abbiamo rubato un giocatore alla Serie A. Però poi ecco, di fatto sul campo, non ha nella reso. relazione con i compagni, Però... nelle dinamiche tecniche e tattiche degli allenatori che si sono susseguiti, non ha di fatto mai reso. Vorrei invitare a fare una riflessione a quelli che ci ascoltano. Quali e quanti giocatori del Palermo hanno reso al massimo l'anno scorso? Secondo me pochi, a parte Brunori che secondo me ha fatto la stagione da suo, diciamo ha fatto il suo perché secondo me Brunori ha più gol nelle gambe, ma per il resto diciamo che nessuno ha reso oltre le sue possibilità. Forse Segre a livello realizzativo, ma per il resto ragazzi c'è stato veramente poco da prendere in questo Palermo. Luciani e Ceccaroni non hanno fatto quello che possono perché sono due difensori di spessore, ma è inutile che io vi elenchi tutta la Però rosa. qui il compito allora aspetta Dionisi, il compito più grande. Infatti l'anno scorso il dibattito più aperto e più grande è stato quello nei confronti dell'allenatore. Né con Corini né con Mignani abbiamo percepito una svolta dal punto di vista prestazionale e di rendimento di ogni singolo, quindi penso proprio che la palla passi adesso all'ex Sassuolo, il buon Alessio Dionisi che secondo me è all'altezza di far rendere questa squadra per il meglio, ma aspettiamo perché ieri ancora non abbiamo visto niente. Lo speriamo tutti, ci spostiamo a centrocampo dove Giuseppe ci chiede un po' sconfortato, le riserve saranno Stulaz, Vasic e Saric. È possibile, secondo me sono tre elementi importanti. Io Stulaz non lo riuscirò mai a vedere come un'alternativa perché per me è sempre un titolarissimo quando sta bene. Il problema è, la domanda è questa, ma quando è che sta bene lo Stulaz? Non lo sappiamo. Quindi niente, direi di andare a sentire invece una parte della Leggo l'ultimo commento e poi andiamo a Lucioni. Fabio ci scrive: io spero che nel ritiro di Manchester non vadano tutte le riserve della Serie C tipo Fella, Devetac e Bro. Inutile che ci vadano perché comunque non sono parte del progetto. No, infatti, ne abbiamo parlato ieri, questi giocatori non c'entrano niente col Palermo che verrà, quindi aspettiamo solo la loro cessione, ma niente di personale nei loro confronti. Sono questioni di scelte, di quello che trapela. Assolutamente sì. Lucioni, lo avevi anticipato tu poc'anzi, lo andiamo a vedere, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa e non ha badato a spese nel parlare di Serie A. Se la regia ci aiuta, lo vediamo. Ma io negli ultimi anni la soddisfazione di arrivare dietro alla seconda non la vedo. Quindi questo è un campionato dove le prime due esultano subito e poi c'è un terno all'otto da giocarsi in altre 6 partite. Mi auguro veramente che quest'anno questo terno non si disputi. L'ambizione della società è ben chiara a tutti, la voglia di conquistare una categoria superiore c'è da parte di tutti. E credo che si stiano facendo le cose nel migliore dei modi affinché questo possa accadere in questa stagione. Poi, come ho detto prima, cose scontate nel calcio non ce ne sono, campionati semplici non esistono, esiste sicuramente da dare il massimo in ogni allenamento, in ogni partita e cercare di migliorare, come ha detto la società, la posizione di classifica dello scorso anno, però non accontentarsi perché questa è una piazza sicuramente esigente, sicuramente merita palcoscenici diversi dalla Serie B e siamo tenuti a dare il massimo affinché questo risultato si possa raggiungere. Non dobbiamo passare dai playoff per conquistare la Serie A, è stato chiaro Lucioni, forse è il primo che si espone in tal senso al Palermo di quest'anno. Lo volevamo, è qualcosa che volevamo perché è quello che pensiamo tutti, però finora nessuno si era sbilanciato in tal senso. Si parla sempre di miglioramento, di crescita, di guardare partita in partita, di guardare al percorso, scusatemi il termine, però ecco, è quello che tutti ci auguriamo perché un'altra stagione, passando dai playoff che sono un terno all'otto, anche arrivando come terza,
è veramente stancante. Allora, io vedo Parto io sempre... già su. Sì, allora, io vedo i playoff sempre come un'opportunità, perché comunque sono un'ancora di salvataggio quando non arrivi nelle prime due, ed è difficile arrivare nelle prime due. Il problema secondo me l'anno scorso Però non è sono stati i difficile, ti playoff in sé. interrompo un attimo, è difficile forse guardando il campionato ora all'inizio, però ecco, il Palermo l'anno scorso a Cremona era in serie. era secondo. Non Quindi torniamo poi... su questi rimpianti perché scendono le lacrimucce, perché non so cosa è successo tra il primo e il secondo tempo, però da lì il Palermo non c'è stato più. Però cosa stavo dicendo? Vedere i playoff come un'opportunità in quale modo? Ci si deve arrivare come ci sono arrivate Cremonese e Venezia, poi la finale la puoi perdere come è successo alla Cremonese. Scusatemi, è partita una sveglia che non era prevista. Comunque, tornando a questo, stavo dicendo, stavo esprimendo questo concetto: l'importante è arrivarci in ottime condizioni, perché come ci siamo arrivati noi ai playoff, mentalmente soprattutto, ci siamo arrivati in un modo molto molto discutibile. La partita con la Sampdoria diciamo che ci è andata bene, ma il doppio confronto col Venezia diciamo che gli abbiamo tenuto testa mezz'ora all'andata, poi per il resto è stato veramente tutta una montagna in salita il confronto con i lagunari, quindi penso che le condizioni alle quali si arriva ai playoff sono più importanti dei playoff stessi. Poi, ripeto, la finale la si può perdere come è successo alla Cremonese, ma noi, come dice il buon Lucioni, speriamo di andarci diretti in Serie A. assolutamente sì, è questo l'obiettivo. Leggo ancora qualche commento sugli esterni che Prestanza fisica ne ha da vendere, di colpi di testa ne ha da vendere, è uno dei più letali secondo me delle massime categorie italiane che abbiamo, e quindi io sono contento e spero semplicemente che non ci sia bisogno di crossare a caso per pescare la testa di Brunori o di Henry, ma che ci si arrivi secondo un'idea, secondo un filo logico e con una costruzione di manovra importante. Secondo me su questo Dionisi sta lavorando molto, sugli inserimenti delle mezze ali che a volte si aprono e gli esterni si stringono, i terzini che vanno. Secondo me possiamo fare tanto con questa squadra se verrà puntellata e se verrà ridotta. A proposito di volti nuovi, sappiamo che Henry non è l'unico, c'è anche Nicolau, ed è proprio di Nicolau che Lusoni ha parlato in conferenza stampa. Andiamo a sentire un altro breve estratto della conferenza. Ma guarda, il mister è un allenatore molto diretto, esigente e vuole che si vada forte tutti i giorni, ma ormai nel calcio tutti gli allenatori vogliono questo, perché non ti puoi permettere di abbassare i ritmi, non ti puoi permettere di andare più piano dell'avversario, e anche in allenamento questo cerca di farcelo capire affinché ci possiamo trovare meglio durante le partite che conteranno. È normale che ogni allenatore ha la propria idea di gioco, la propria idea di fase difensiva, la propria idea di fase offensiva, però credo che la prerogativa, almeno per gli allenatori che ho avuto qui a Palermo, sia quella di cercare di imporre il proprio gioco e di vincere le partite. Ma Dimitri non lo scopro certamente io, negli ultimi anni ha fatto dei campionati importanti, è un ragazzo che si è messo subito a disposizione e cerca subito di entrare nei dettami tecnici e tattici dell'allenatore, ma soprattutto di quelli che sono i dettami di un gruppo che vuole raggiungere un obiettivo importante. Si è messo subito a disposizione, è un ragazzo solare, un ragazzo che scherza, sta allo scherzo, e credo che questa armonia sia importante per tutto il proseguio del campionato, ma soprattutto per quello che è questo periodo di ritiro che ci deve far conoscere meglio, ma soprattutto mettere nelle condizioni di disputare un campionato importante. Guarda, è un ragazzo che ha delle doti straordinarie, sto cercando di dargli una mano a livello tattico, perché comunque è stato abituato a giocare con una difesa a 3, quindi qualche consiglio cerco di darglielo per farlo migliorare, e devo dire che ha grosse capacità e grossi margini di miglioramento.
Rientriamo, prima di andare a commentare la conferenza stampa di Lucioni, una piccola chicca. Il buon Anthony Massaro, a cui è suonata la sveglia poc'anzi, io l'ho interrogato per capire di che sveglia si trattasse e aveva una sveglia impostata su mangiare. Ma la cosa divertente è che la sveglia impostata su mangiare è soltanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Non si sa cosa faccia Anthony Massaro gli altri giorni. Non mangio, ma poi il bello è che ce l'ho impostata per ricordarmi di mangiare. Veramente non so perché c'è impostata questa cosa, ma direi di andare avanti. Caliamo un velo pietoso, torniamo a Lusoni, che ha parlato appunto di Nicolau e Peda. Nicolau volto nuovo, ne ha tessuto le lodi, e Peda ha ammesso di star dandogli qualche consiglio per crescere, dato che non era abituato al modulo utilizzato ora a Palermo. Allora, secondo me i centrali saranno 4/5. Io non te l'ho chiesto comunque, mi hai anticipato la domanda. Io volevo chiedere a Anthony quale secondo te saranno i centrali titolari della difesa del Palermo? Secondo me titolari non ce ne sono in questo Palermo, perché dico, il buon De Santis l'ha specificato, ci saranno le coppie, ci sarà competitività, quindi in allenamento si deve andare più forte dell'altro se si vuole giocare, oltre alle condizioni fisiche che devono permettere a tutti di essere disponibili per l'allenatore. Quindi, riallacciando un attimo il nastro, se Peda e Nicolau sono appena arrivati, non possono essere sulla lista di partenti. Lucioni e Ceccaroni sono stati titolari dell'anno scorso. Chi rimane fuori? Io faccio un nome, secondo me è Del Searu, perché se Graves, oltre ad essere stato schierato al primo minuto ieri, offre anche uno spazio di duttilità, perché sa fare anche il terzino destro. Del Searu è un po' più un centrale puro, quindi se devo fare un nome, e secondo me un nome uscirà, perché non penso che il Palermo voglia approcciare la stagione con 6 titolari, potenziali titolari. Secondo me i centrali saranno 4/5, quindi con Graves che fa un po' da jolly, e poi Peda, Nicolau, Lucioni e Ceccaroni, sperando che quest'ultimo stia al 100%. Diciamo che possiamo riallacciarci a lui perché forse abbiamo qualche immagine, ma soprattutto il ragazzo sta piano piano diventando parte integrante di questo gruppo, quando all'inizio del ritiro invece era semplicemente un lavoratore a parte. Assolutamente sì. A proposito del pranzo rido perché Marco, nostro coinquilino di Tifosi di Palermo, ci chiede cosa ne pensiamo della carbonara per pranzo, ecco. E qualcosa mi dice che ci stia chiamando. A parte lo scherzo, andiamo in chiusura così non facciamo aspettare nessuno per pranzo. E andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare, ma prima le cose importanti, perché chiedo alla regia se possiamo finalmente spoilerare la nostra intervista esclusiva che uscirà nel pomeriggio. No, ci dicono di no. Comunque niente. Appuntamento nel pomeriggio, perché pubblicheremo una intervista esclusiva bellissima, divertentissima. Siamo stati bravissimi, vi faccio i complimenti da sola. Non vi posso dire a chi abbiamo intervistato, io parlo e mi chiedono Allora, diciamo che l'intervista non la possiamo spoilerare perché il direttore ce lo vieta, altrimenti ci tiene qui tutto il giorno. Secondo me questa sarebbe la punizione in caso di spoiler. Però possiamo tranquillamente dirvi che vale la pena di vederla. Sì, possiamo dire questo. Secondo me è stata un'intervista molto interessante, perché siamo andati dentro il succo del discorso, mentre magari quando ci sono altre conferenze stampa magari si parla in maniera più esterna, si gira un po' tanto intorno, invece noi siamo andati diritti al punto. Però diciamo che ne saprete di più di pomeriggio. Qualcosa mi dice che il direttore stia facendo una grafica con un punto e un Mister X, qualcosa di clamorosamente incognito. Lo sto spoilerando. Direttore, mi dica se possiamo chiudere o meno. Lo sto spoilerando. No, il direttore dice che vi sta spoilerando chi abbiamo intervistato. E quindi 3, 2, 1. Eccolo. Ta-da! Lo spoiler. Proprio lui. Vediamo. A noi non arriva niente. Chi vede? A noi Vediamo non arriva ancora nulla. Questo è il bello della diretta comunque. L'abbiamo spoilerato. Ecco, sì. È il buon Patrick Peda. Ci vediamo nel pomeriggio con Patrick Peda. A dopo. E ovviamente diretta alle 18:30.